che siamo due puntini, ma visti da lontano, che attraversiamo il fuoco con due mojito in mano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera, io e te, Mandy Pierre. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandy Pierre. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti cari telespettatori e amici che ci seguite da casa. Come potete vedere oggi mancano delle persone, ecco, il Igor Pezzi e il Poma, che sono bastardi perché qui nessuno sapeva niente, quindi sono bastardi dentro e fuori, ecco. E qui siamo in balia delle onde e non so, vedremo cosa verrà fuori, quindi seguiteci che ci faremo qualche risata in più, insomma, ecco, almeno ci siamo tolti dalle palle anche i due matti, ecco. Anzi, se avevano detto che ci avrebbero chiamato telefonicamente, non so adesso, regia, sapete niente dei matti? Igor Poma al telefono. Regia? Igor Poma al telefono. Ah, ecco. Pronto? 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 Problemi della diretta. Zio, c'è qualche problema sul... ripristiniamo il controllo telefonico. Va bene, siamo qua che aspettiamo. Zio? Sì. Nel frattempo presenta l'ospite. Va bene, ecco, allora presentiamo gli ospiti. Abbiamo qui la signorina Greta. Non ridere, Greta. Abbiamo qua nello spazio quello della notte il grande Rudy. Buongiorno a tutti. Ecco. Che era già buonasera l'abitudine. Sì, buon pomeriggio, buonasera l'importanza. Abbiamo la signorina, bellissima anche lei come Greta, Deborah, esperta nei cocktails. E il nostro grande DJ Ivan. Ciao a tutti. DJ Ivan P. Esatto. Ecco, ci siamo tutti. Ecco, non manca nessuno, non sentiamo la mancanza di nessuno. Zio? Zio? Sì. Abbiamo ripristinato il collegamento. Benissimo. Oh. Pronto? Mandi bene, ma si sente malissimo ragazzi, ma dove siete? Sono sul suo programma, qui c'è un clima fantastico, com'è il destino? Ma dove siete? Su Marte? Guarda che non arrivano qui le parole. Sono sullo Zuncolana, 1800. 1800 metri sul livello del mare. Zio? Zio, mi senti? Noi siamo qui in diretta perché dobbiamo dire che stiamo facendo un collegamento della Madonna. Adesso ti passo Igor Pezzi. A collegamento? Della Madonna. C'è un problema. Zio, di ai ragazzi che si spostano, devono spostarsi da dove sono. Io e Toma stiamo sciando alla grande, la temperatura è fantastica, è stata Dio e caro zio e cari, saluto tutti gli amici lì in studio, avremo la possibilità più tardi anche di scoprire tantissimi eventi che riguardano la montagna, la Carnia, va bene? Oggi collegamento... Devono spostarsi, non li sentiamo, non arrivano. Zio, io non riesco a parlare con loro, devi dire che si spostino, sono in una zona dove non c'è campo. Allora Igor mi comunica la regia che dovete spostarvi perché dove c'è il campo migliore, perché... Scusa, siamo a 1800 metri, come facciamo a spostarci? Scusami, cioè cercate di capirci, Vabbè, spostatevi, gettatevi a valle, non lo so, gettatevi a valle. Facciamo così, zio, allora noi ti auguriamo una buona trasmissione, buon inizio, salutami Ru... Non sentiamo niente, non arrivano. Stanno sbocciando, devono spostarsi. Igor, spostate, andate giù a Spazzaneve intanto a valle, per sciare. Non sa sciare, Abbiamo perso il collegamento, non riusciamo a ricollegarsi, devono spostarsi e non riusciamo neanche a correre. La scaletta, ecco! È arrivata la scaletta dello Sio! Guarda che ce l'avevamo più grande della nostra,
Tu ce l'avevi grande la paura. Buon pomeriggio a tutti, siamo arrivati, siamo a Mandi Bianchi, siamo in diretta e quest'oggi veramente ne abbiamo viste delle bellissime, caro Igor. Tu che sei regia, quanto abbiamo sbaccanato insieme a tanti amici che dopo vedranno il reale Con parole tue, Paolo, con parole tue. la reale improvvisazione dello zio, perché lo zio è stato fantastico. Da quando è arrivato fino adesso sei stato un grande zio, quindi dopo vedremo. Io faccio complimenti alla regia. No, mi prende per il per il ciappetto ti prenderà magari qualche telespettatore da casa. Perché? Perché? Perché ne ha sentite di cotte e di crude. Zio, ti abbiamo registrato. Ti abbiamo scoperto registrato, caro zio. Come la mettiamo? Vabbè, mettetela, appoggiamola al muro che manca pure il cavalletto. Quindi io la scaletta posso tirarla via? Guarda, che io me l'ero procurata. La scaletta, guarda, non avevo dubbi, è caro perché non zio. si può, ecco. Io non sapevo niente. Ma io sapevo. No, io non sapevo Ma che niente. vi ho detto io? Secondo me Sto guardarmi me che sono l'ultimo arrivato. Eccoci No, qua. nel senso- Caro Poma, Ciao Greta, mi eccoci qua. senti? Pronti? Diciamo le cose come stanno. Avevamo la Debbie, Rudy e Ivan P complici. Lo diciamo, tutti complici, caro zio, tutti complici. Tutti. Zio! Incazzare! Ma come sei incazzato? Ma anche Luigino era il nostro complice, era! Tutta la regia, tutto lo Ma staff. cosa reale, c'è altro che reality show. I reality Sì, show ma- sono qui a Telefriuli. Sì, ma posso dire una cosa? La puoi dire, zio? Non mi è passato manco per la minchia. Non è proprio così. Comunque, Zio! anche Mario è lì che se la ride. Zio! Anche Mario. Te bevi un whisketto il martedì sera, che noi ti facciamo la festa il giorno dopo. Vai tranquillo. Igor, ripeti che ero distratto. No, caro zio, lo zio è distratto perché è in un momento veramente di confusione. Lo ricordiamo, quest'oggi è l'11 gennaio, la seconda puntata dell'anno. Ecco, non il 4 novembre. 4 novembre che il povero ha detto Però 4 visto novembre. che tu mi prendevi in giro sul 4 novembre, io ti dirò, ma Paolo Baldini, chi è Selo Paolo Baldini? Ma voi, cioè lui ha avuto Paolo Baldini? È stato un lapis. Un lapis è stato. E poi lapis, lo un spazio della notte, caro Igor, lo spazio della notte, ma ti rendi conto? Cioè, Di quelli della notte. dai signori della notte allo spazio della notte. Quelli della notte. Litigate fra di voi, Dopodiché, Io non c'entro. cosa possiamo dire? Sentiamo. Quei due fanno qualcosa di diverso quest'oggi, di diverso. Eravamo Allora, diversamente. Abili. No, questo no, questo no. Questo no, comunque. E poi tu volevi fare un pim pum, l'importante era fare un pim pum pam. Cioè, qualcosa sa da fare, no? Che minchia, la cosa Era è tutto quello che dicevi tu, perché se non ci credi, caro Gianni, ma siamo pronti per far vedere qualche gag dello zio? Siamo prontissimi. Siamo prontissimi. Allora, avanti con la prima gag dello zio, dopo andrò a salutare tutti gli ospiti. Avanti, via. Allora, quei matti là sono sempre più matti. L'hai visti tu gli hanno i matti? Ma mi ha chiamato, mi ha detto, Ma voi non viene sapete lo zio? Ma voi non sapete Mi ha detto, niente. viene lo zio. Loro sono in esterno oggi. Cioè qua siamo io e Ivan. Quindi Ivan. E poi c'è la Deborah che farà i cocktail e Rudy che farà lo spazio quello della notte. E adesso raccontiamo questo Mettiamo una X sopra. Ma come lo vengo? Dove sono? Così mi hanno detto. Cazzo non so. Non mi ha chiamato. Ieri sera. Non mi ha chiamato. Ieri sera ha detto, ma scusa, ma come? Cioè, mi dici così e cosa faccio? Non lo so. Mi ha chiamato anche Igor prima. Buonasera. Lei Buonasera. Ce la facciamo a coprire, no? Un'ora e mezza con quella. bella lunga, sono più lunga se vuole. Sì, ma ora devi aprire le pagine qua per Io non dico fuori niente, io mi invento tutto così. Sì, un'ora e mezza di... No, ma loro dicono che la conducono loro. Dal telefono? Sì. Ma una foto mettiamo qui. Sì, la metto là fuori. Ma non è possibile che voi non sapete nulla. No, mi ha detto... Non è mica il primo d'aprile oggi, ragazzi. Siamo arrivati adesso, non Ma tu sai che Una... e mezza. No, loro fanno collegamenti. Ad adesso esempio la aprono loro la trasmissione. Ma tu l'hai sentito, sei messo d'accordo? Loro mi hanno detto così e 10 minuti fa mi ha richiamato Igor che doveva mandarmi un'email con una specie di scaletta. Ho detto grazie dell'email, E ho avuto problemi con la casella di posta, ma vai cagato. Ho detto ma dai tranquilla, già era là, tutto a posto, tu a che ora vai su, là, pim pum. Secondo me io non potevo fare. Anch'io. Cioè, l'altra volta Io faccio non so, un'esterna io non so. e oggi non arriva. Internos, A lui dice, ma ha detto, ma perché sta cosa, sta novità? Non so, non mi piace, devo dare una svolta al programma. Igor. Aspetta.
pezzi. E poi mi ha detto, ma scusa, almeno tu stai in studio, no? No, anch'io, ma... infatti hai visto su Facebook Poma ha scritto grande sorprese, lo zio che regala carte da 500 lire. Ce li hai? A me non me l'avessero preparato, cioè, ma non è che io... Telefono, forse chiama. Sì, facciamo il telefono. Sì, telefono, sì, ma... Ho detto, ma è un collegamento video? No, solo audio. Sì, ma quindi devo farla anch'io con te? Ho detto, almeno io, no, non c'è anche io, ho detto, fanculo, anch'io non vengo. E Igor fa, no, Ivan sta in scusa, ho detto, beh, almeno, scusa, un appoggio, sì, una... Chi è? Eccoci qua. E siamo tornati. E come la mettiamo qua, zio? Cioè, Questo qua è un preview, è un inizio questo, che ha fatto sorridere. Questo è un inizio perché il bello arriva dopo. E noi diciamo a tutti di rimanere sintonizzati per tutto il programma perché dopo vedremo realmente lo zio quanto ha sudato freddo. Zio. Sono sudato freddo. Eri sudato freddo, eri. Comunque, un buongiorno a tutti, zio, sei stato fantastico. Lo posso dire. Grazie, Momo, ben arrivato! Terrasso, te lo dico, terrasso c'è ma non si vede. C'è ma non si vede. Sai che terrasso? Perché non sei terrasso? No, non si vede. guarda dall'alto. Trasparente. E cosa gli vedi? Nero. Vedi nero in questo momento. E noi cerchiamo di vedere bianco e sempre tutto caldo. In questo programma qui si vede tutto caldo, il sole è sempre qui. E sempre in questi studi, negli studi di Mandibiel. Comunque, volevo fare tantissimi ringraziamenti a tutti gli amici ascoltatori che ci supportano e risopportano ogni mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle ore 16. Ricordando anche le nostre repliche, perché tantissimi vedono le nostre repliche e tantissime persone ci scrivono anche durante le nostre repliche. Quindi ci hanno mandato tantissime mail, tipo Filippo da Spilimbergo che dice: che impressione mi fa la cuccia di Mario. Magari gli fa impressione anche Mario. Dopo andremo a spiegare anche ai nostri ospiti di oggi chi è Mario, perché Mario arriva dai monti, lo ricordiamo. Poi c'è Mandibiel da Rosa. Come si fa a partecipare come ospite alla trasmissione Mandibiel? Zio, come si fa? Lo vogliamo dire? Venite qua e venite qua ed è tutto. Questo è meglio di un reality show e oggi l'abbiamo dimostrato. Ecco, e tu lo sei. Loris, te l'ho detto 1000 volte, devi rimanere a Pavia di Udine o magari ogni tanto venire a Udine, ma non qui perché noi non ti facciamo entrare. Cesarina, se puoi, tienilo a casa Loris, non possiamo farlo entrare, è inutile che insisti a suonarci. Tu sai chi è Loris, cara Deborah? Come no? Lo sai? Me lo ricordo. Adesso si è arrabbiato col suo Q7 e è scappato. Hai visto che sgarfatina? Loris, magari più tardi ti facciamo entrare se sei bravo. Comunque gli amici ci scrivono anche: mi sono scompisciato dalle risate a vedermi in replica il mercoledì sera. Grandi! Mamma mia, grandi. Da Marco, tu lo conosci Marco? No. Tu Rudy, lo conosci Marco? E Greta lo conosce Marco? Lo conosco io. Ciao Marco. Complimenti allo zio. Che? Questo l'ho pagato io. Minchia, l'hai scritta tu questa, Perché noi lo diciamo che minchia non è una parolaccia, è un intercalare. È un rafforzativo, È un intercalare, l'ho deciso io cos'è. C'è qualcuno che vuole anche Mandibiel negli altri giorni della settimana, ma caro direttore, se vuoi dire anche questo desiderio, magari per qualcuno è la Madonna. Quando torna Marco il rap, chi lo sa? Caro Marco, noi intanto ti salutiamo, salutiamo anche Federico e speriamo che presto venga a farci qualche rimetta il caro Marco. Rivogliamo la gnocca Mora che lavora a 100 vetrine, quindi salutiamo anche la Barbara. Te la ricordi? Sì, come no? Per oggi abbiamo due belle ragazze. Due belle ragazze. Finalmente ti sei, zio, ti sei dato una regolata, Una volta non le chiamavi così. Perché io ho sempre chiamato belle ragazze. Belle ragazze, va bene, ne riparleremo dopo. Tu come le chiami, caro Rudy? Belle gnocche io. Ecco, vedi, basta così. Tu Rudy come le chiami? Pantegane. Sull'albero dei desideri in centro ho scritto il mio desiderio di poter lavorare a Mandibiel. Caro Alberto, quando vuoi noi ti aspettiamo. Basta magari telefonarci allo 0432 57 3517 oppure scriverci un'email a mandibiel@telefriuli.it. Oppure, caro zio, abbiamo la tecnologia qui, www.udine2020.it. Quindi esattamente sul sito Udine20 www.udine20.it potrete vederci in diretta o in replica anche via streaming, questa parola magica. Quindi in tutto il mondo in questo momento ci stanno guardando. Quindi salutiamo il mondo? Salutiamo il mondo? Mandibiel! A
A proposito, A caro zio, proposito. dobbiamo dirlo che noi abbiamo una pagina ufficiale anche di Facce Buche, di Facebook. è Tu lo vero, sai, sì, abbiamo sì. tantissimi amici, gli amici stanno arrivando a quasi 250. Incredibile, incredibile. Quindi se volete diventare amici di Mandibiel, perché noi siamo già vostri amici, cliccate. Mi piace. Mi stava partendo la Me lingua, gusta, Me gusta, Me è gusta, più me bello. gusta, me gusta, A te me ne gusta, gusta. me Allora, visto gusta. che a zio me gusta e zio è un grandissimo ballerino, io gli metterei il tormentone Subito. dell'inverno. No, subito no, perché, no, zio, subito no. tu devi scioglierti in questo C'è momento. ancora- Eri molto legato, io ti voglio vedere sciolto, quindi tutti insieme, Greta, puoi alzarti in piedi, Mario, tu rimani lì, caro Rudy, in piedi anche tu, dopo andremo a presentarvi ufficialmente. Oh, Michael Tarot, vai, le manine. Musica, Mandibiel. Sta Melissa. Ah sì, io mi limito a poco, Zio, vai, zio, facciamo lo zio. Vai che ti prende, te prego. Mandibiel mi riserva anche queste cose, cara Deborah, Seguiamo lo zio. Giro. Incredibile. Non ti preoccupare, Rudy. Questo lo ricordiamo che il tormentone dell'inverno, magari sarà anche dell'estate. Michael Telo è diventato famosissimo grazie ai calciatori del Milan. Tu lo sai, zio? Sì, come no. Pato. Mi riaccomodo. Pato, Robinho, tu si puoi riaccomodare. Robinho. Ti puoi riaccomodare. Comunque, caro zio. Che lo ballano ad ogni rete e in ogni momento. In ogni Dovunque, momento. anche sull'aereo. Però lo ricordiamo, caro zio, che a proposito di calcio, questo pomeriggio allo Stadio Friuli giocherà anche la nostra cara Udinese. Udinese e Chievo di Coppa Italia, ragazzi. Mamma mia, alle sei Udin. informatissimo. Quindi cosa facciamo? Noi, guarda, un bel Totòcaffè lo Ah, diamo sì, anche al sì, nostro amico Rudy. Quindi un buon Totòcaffè a tutti. Ricordiamo l'unico caffè che fa innervosire gli avversari. Caro Totò, continua così. Bravo, Totò. Un po' freddo sto Un caffè. po' freddo, ma è sempre buono. Comunque, siamo qui, caro zio. Siamo qui. Insomma, volevate farmela, ma l'avete fatta a metà. L'abbiamo fatta A metà. Vai. Caro Igor, hai capito? Gliel'abbiamo fatta a metà. Puoi replicare a questa cosa che ha detto lo zio. Mi sentite? Ti sentiamo, forte e Allora, chiaro. Zio, noi abbiamo visto tutto, tutte le tue espressioni, le mani sudate, i camminamenti su e giù, 1000 domande, stavi cantando, Luigino ti ha messo il pepe giusto, di la verità, Ma tutto questo lo sai perché? Perché noi siamo creatori di emozioni. Non importa che siano belle, brutte, storte o dritte, l'importante è che siano emozioni. Grande zio! Grazie Igor. Dopo comunque gli faremo vedere le gag allo zio, le altre gag che ti abbiamo riservato. Va bene, perché non hai portato, Igor? Sì. Mi senti? Perché non hai portato la gag che sciavi a Spazzaneve tu, l'altra settimana? Quelle sono cose private, però private, tanto l'abbiamo detto pubblicamente. Caro zio, ma tu lo sai che prossimamente il caro Igor, questa è realtà, farà l'inviato da ogni parte del mondo per Mandibiel. Sì. Oh, ti accompagno quando vai a Cuba, È arrivato anche in Brasile. È arrivato il benestare da parte di Terrasso. Terrasso. Sì, scusate, sì. in Brasile io vado Capito? con Rudy. Noi rimaniamo qui. Io in Brasile vado con Rudy. Capito? Lui in Brasile se ne va con Rudy, hai capito? E noi Ah, qui, con Rudy e va noi in qui. Brasile. Vabbè, io e te rimaniamo qui e gli studi di Telefriuli, però lui si girerà un po' il mondo, e ci dirà com'è il mondo, e porterà il saluto di Mandibiel a tutte le persone che ne hanno bisogno e che vogliono soprattutto. Speriamo che prenderà il cagone. Perché... Vabbè, ma non puoi comportarti così perché lui gira il mondo, se vuoi. Invidia, la mia invidia. La tua invidia. Invidia. Comunque, salutiamo anche tutti i nostri partner, i nostri sponsor che hanno dato modo a questo studio di essere vivo, essere caldo. Vi piace questo immenso studio? Come ve l'aspettavate voi questo studio? Più o meno così, dai. Più o meno così. Sì. Comunque ringraziamo gli amici della Urbanaria, ringraziamo gli amici della Tecnocopy Buri, ringraziamo gli amici della Simpla, ringraziamo Giordano, Giordano Floriani, questi quadri. Giordano, dov'è? perché vuoi baciarlo subito? No, ci sono due belle ragazze. Subito, allora guarda. Lo baciano loro subito. Lo baciano loro subito. Care ragazze, dovete baciare Giordano perché questo qua è un artista vero, Giordano Floriancic. Addirittura. Se devi baciarlo, con molta passione, caro Giordano, ti ringraziamo per lo studio. E Rudy no? Evita. Ma lui non vuole i baci dai maschi. Dove vuoi, perché Giordano è sempre contento, quindi salutiamo anche la Faggiana, salutiamo la Vale, salutiamo... La Faggiana. Sì. vede? Tu sai cos'è la Faggiana? Sì. È la moglie del Faggiano. Sì. Quindi... salutiamo anche la Silva, anzi le Silve, perché voglio salutare
anche la Silva che mi ha fatto un orzo e fagioli della Madonna. Un orzo e fagioli? Un orzo e fagioli della Madonna. Ma non oggi, non ti preoccupare Rudy, perché io mangio anche la porcina, dopo parliamo anche della porcina. Visto che oggi ti è scappato la lingua, hai detto un orzo e fagioli. Un orzo, zio, non essere malizioso con questo Ma pizzetto. non è zio, sei tu che... Siamo in fascia protetta, tu lo sai. Ma Poma, scusa. Ma Il guarda primo che piano? bello, ma guarda che bello il Poma oggi, con la camicetta qua. Sai cosa? Si sta avvicinando il carnevale, si sta avvicinando. Io volevo mettermi un pochettino Senti, in ma tema. posso dirti una cosa? Puoi dirmela? Ma non guardarmi la pancia. No, quando sali sulla bilancia, no? Sì. Hai la bilancia parlante tu. Diciamo che la bilancia cerca di evitarmi. Io so che tu hai una bilancia parlante perché qualcuno a te Allora. caro mi ha riferito questo. Io lo so. Fammi parlare. No, non ti faccio parlare perché so dove vuoi arrivare. Io so che tu hai la bilancia muta a casa. Sì, io ce l'ho muta, tu ce l'hai parlando. E io ce l'ho parlato. E Ma cosa è vero- direbbe la mia bilancia? Ma è vero che quando sali su la bilancia ti dice salire uno per volta, prego. Caro Igor, ma questa gliel'hai scritta tu? Questa gliel'hai scritta tu? Però è vero, siamo in due, siamo in due. Siamo un po' come Ma io ho il finito, Cristiano e il Gallullo. Siamo ho in due, concluso, ma caro io ho Cristiano, tu concluso. puoi capirmi, puoi Io capirmi. ho concluso. Comunque, Poma. volevo salutare. Comunque sei bello, figo, sempre. Grazie, caro zio. Posso dire quasi altrettanto di te. Non è che... No, noi vediamo le cose a 390 gradi perché Bravo. dobbiamo ribadirlo. Giusto. Questo programma è un programma un po' per tutti, vediamo le cose a 390 gradi, però ti tocco ugualmente, caro. Non ti preoccupare. Salutiamo anche Dodo Sport, Tobia, colui che ci veste. Dalla testa ai piedi. Quest'oggi io non me un lo po' ricordo. meno, perché quest'oggi abbiamo fatto i birichini, ma caro Tobia, noi ti amiamo anche, lo sai chi? Le commesse. No, la Bruna, che non è l'amorosa di Tobia o l'amica della bionda, è l'amica di Mariutte. Cara Bruna, noi ti salutiamo e Ciao, diciamo Bruna. che presto verremo a trovarti a Percoto. Sai, perché sono partiti saldissimi. Ah beh, allora sì, a più presto. Anche domani. Ma anche subito. Anche stasera. Dopo le 16 siamo lì a Percoto. Portiamo il Rudy, portiamo la Greta, portiamo Ima e portiamo anche la DB Caffè qua, la Deborona, che sta fremendo, vuole preparare un drinketto, perché noi sappiamo che Tobia è un amante dei drink, e dopo ti interroghiamo anche su Tobia, Stai attenta. Comunque, caro zio, Sì, caro oggi Poma. abbiamo la domanda del giorno da fare a tutti i nostri telespettatori. È difficile. Non tanto, perché è inerente un pochettino al nostro partner anche, gli amici della Infostar e gli amici Welcome. Tu lo sai che noi qua siamo in un mondo, in uno studio tecnologico, perché qui siamo sempre avanti, come tu dici, lo sai? Sempre avanti. Come Quindi, dico io. sì. La domanda del giorno è questa. Ti trovi meglio con l'iPad o con il computer tradizionale? Quindi, se volete darci una risposta, potete telefonarci allo 0432 57 3517 oppure scriverci a info@mandibiel.it. Tu zio, ti trovi meglio con l'iPad, l'iPhone o con il computer? Io c'ho tutto, quindi mi Tu trovo c'hai bene tutto, con tutto. tu c'hai tutto. Tu, cara Deborah, come ti trovi meglio? Ma io preferirei evitare le tecnologie. Tu eviti le Sono tecnologie. ancora all'antica. Tu Rudy invece, tu sei l'antica o Una via di mezzo. una via di mezzo, quindi iPad o computer? DG. Computer. Tu cara Greta? Tu preferisci il computer, mentre il nostro caro amico Ivan P. Io invece preferisco questo. Ecco, lui perché preferisce con tutte questo, queste perché- cosuzze, Facciamole vedere. cioè tipo... Prova a dire qualcosa di Facciamole vedere veramente, lì. di veramente eccezionale. Veramente eccezionale, noi possiamo dire così, lo zio è un figo! La Madonna. E poi possiamo dirlo, Vai. che la tecnologia è sempre più avanti grazie anche agli amici Infostar, Esatto. vero? Quindi salutiamo anche Quello Christian, salutiamo tutto lo staff della Infostar, della Welcome. Sì, perché mi guardi così? Perché mi guardi così? Perché tu vuoi già sapere le percentuali del sondaggio? Le percentuali le avrai a fine trasmissione. Fine trasmissione. Un po' prima. Eccoci qua. Però Eccoci qua. possiamo invitare chi ci segue da casa a telefonare e dire anche la loro. Se lo no, zio era certo, noi siamo emozionato, qui per quello. se non era emozionato, se il Pome è figo. Ma il Poma non è tanto figo in questo momento. Il Poma è una cosa ABB, abbondante. Ma guarda che ti dona sta Mi sta dona, abbondanza, no? Questa abbondanza mi dona. Ti dona. E sotto la panza? La Guarda abbondanza. prezzo! Eccolo qua, ecco. È stato proprio un patatrack anche quello che ha detto lo zio. Comunque, a proposito di amici che ci ascoltano da casa,
Tu lo sai che la famiglia di Mandibiel, anzi sapete che la famiglia di Mandibiel sta crescendo in maniera veramente incredibile. Pronto? Pronto, sono Igor. Igor, pronto? Ha chiamato Infostar e ha richiesto la domanda, qual è quella di oggi? La domanda molto importante. La domanda di oggi è: ti trovi meglio con l'iPad o con il computer tradizionale? Bene, quindi devono scriverlo questo? Lo devi ridire, mi raccomando. Se no devo- poi Infostar mi chiama me e mi fa un mazzo di qua. Incredibile, hai capito? Infostar chiama lui. Chiama lui che è sullo zoncolano. E secondo te, caro Igor, tu usi di più l'iPad senza schedina o usi meglio il mio computer? Uso meglio il tuo computer perché sono l'unico uomo che ha l'iPad da 2 o 3 mesi e non è ancora riuscito a farlo attivare. Pensa un po'. Ma che vergogna, ma che vergogna. Ma Diciamo tu chiamami che ti la aiuto. tecnologia va sempre più avanti, però l'importante Però è essere viva sempre se l'iPad, stessi, viva perché l'iPad. è bello comunicare anche come stiamo comunicando noi, caro Rudy. Dopo noi andremo a trattare un discorso molto ma molto impegnativo con te. Si parlerà un po' di salsiccia e di birra, perché sappiamo che prossimamente lunedì ci sarà una competizione tra amici, non si vincerà nulla, però vincerà, lo sapete cosa, cari amici? Guardateci, vincerà lo stare insieme. Zio, vieni anche tu, vieni qua con noi, vieni anche tu, cara Deborah. Anche Greta, posso chiamarla Greta? Vabbè, è il solito. Vabbè. E Ivan? E Ivan pure. Lui no. Porca miseria. Ivan in questo momento non può. Quindi, cari amici, lunedì ci sarà la gara della salsiccia con la birretta. Per stare tutti insieme non si vincerà nulla, però che bello stare insieme, caro Rudy. Anche se secondo me tu parti avvantaggiato. Io parto avvantaggiato in questo momento. Lo sapevo. Comunque, lo sai cosa facciamo adesso? Facciamo vedere la famiglia di Mandibiel che sta crescendo in maniera incredibile, come dicevo prima. Quindi, avanti con la compilation di Spadino, la Family Compilation. E vai. Il più grande spettacolo. Mandibiel. Mandibiel. Mandi, ciao a tutti. Saluti. Mandibiel. O mandi a tutti? No, Mandibiel. 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 Biel. Perenca di Biel. Eccoci qua, ma questa parte, caro zio, noi l'abbiamo già vista e rivista. Noi sappiamo che c'è anche una seconda parte, caro Giando. Lo sappiamo che dopo metteremo in onda, no? Faremo vedere, perché questa famiglia sta crescendo, però non possiamo sempre vedere il nostro Guido che ci dice Mandibiel. Caro Guido, il derby si avvicina, eh? Tu lo sai che si avvicina il derby. Caro Rudy, veniamo a noi. Non voglio parlare dello spazio nella notte, perché lo spazio nella notte è quello dello zio, sai che lui spazia. Io ho detto, quelli della notte. Caro Igor, cosa ha detto lo zio? Mandatelo in onda. Hai detto, dopo nella clip che arriva nella seconda mezz'ora diciamo la verità, perché io ti ho detto ecco, appunto. lo spazio della notte. Come pure lui ha avuto qui come ospite Paolo Baldini. Paolo Baldini. È un incrocio tra Marco Baldini e Paolo Rossi. Bartolini, insomma. Comunque, che salutiamo tantissimo, caro Paolo. Ma sì, abbiamo la seconda parte della Family Compilation prontissima se vuoi. e allora lo sai cosa facciamo? Inviamo subito la Family Compilation, seconda parte. E allora cosa si dice, caro Miki Perini? Che cosa si dice? Mandibiel! 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 E allora siete pronti? 1, 2, 3! Mandibiel! E dal Soraru non poteva mancare, Mandi! Biel a Igor Pezzi, vero? Ciao Biel! Mandibiel! Mandi? Mandibiel! 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 Mandi? Mandibiel! Mandibiel. Biel a cui? Mandibiel! Mandibiel. Mandibiel. Mandibiel! Mandibiel. E dopo?
Bellissima, bellissima, bellissima. Qua ma hai visto la famiglia quello- sta crescendo. Hai visto quello che col bicchiere confondeva il Vero, come diceva beveva il Rudy, microfono si e stava parlava nel bevendo il bicchiere. microfono. Comunque, cari amici, dovete rimanere sintonizzati su Telefriuli perché dopo parleremo veramente di cose importantissime con la Deborah e con il nostro caro amico Rudy. E la Greta ci deve spiegare qualcosa. Quindi, caro zio, telecomando in mano, ma tanto- pubblicità, non cambiate canale. Mandi bien. Caro zio, siamo tornati dalla pubblicità Veramente siamo sempre stati qua. ed eccoci sempre solo Non qua. ci siamo mai mossi. Mamma mia, non ci siamo mossi. Quindi adesso metti la manina sulla spallina di Rudy, perché sennò potrebbe decollare in questo momento, perché è arrivato il momento dei signori della notte. Dillo anche tu. È arrivato il momento dei signori della notte. Va bene, Igor? È lo spazio per la testa dello zio, però noi ti teniamo qua e facciamo il momento dei signori della notte, il momento ufficiale. Quindi fuori il tempo, caro zio, fuori il tempo, perché inizieremo a chiedere qualcosa su di Rudy. Tu, Rudy, sappiamo che sei un noto gestore della città di Udine. Sei il dottor Glass, possiamo dirlo? Il Fa sindaco uno virtuale. scopo troppo grande. vai, Possiamo dire vai. il dottor Glass. Qui, caro Rudy, dici qualcosa di te. Delle tue amanti no, delle tue amanti no. Dici qualcosa di te. Sei legato. Dici qualcosa di te, dici qualcosa di te. Bar Glass, Udine, via Paolo Sarpi. Poi locale, aperto tutti i giorni dell'anno. Chiudiamo più che la notte, chiudiamo abbastanza prestino, verso l'una. Perché la notte è fatta anche per Mica riposare. fai tardi. La notte è fatta anche per riposare. Anche per riposare, Devo ben andare detto. a trovare zio. gli altri Oh, quando ma- si chiude. Giustamente, perché tra di noi lo vogliamo dire, si va tutti d'accordo, perché si parla sempre di concorrenza, si parla di malumori tra locali. Invece Udine ne ha per tutti, possiamo dirlo, che siamo tutti uniti, possiamo dare questo messaggio, perché il nostro scopo è far divertire le persone e portarle fuori queste persone, fuori da casa, perché come si può fare a portarne ancora di più, caro Rudy? Avere la bacchetta magica non ce l'ho, però comunque fino a che continuiamo a essere noi primi e essere contenti del nostro lavoro, penso che sia il cliente stesso che insomma lo rispecchi questo e sia contento di venire fuori. Un po' di musica, un po' di giusti divertimenti, qualcosa di buono da mangiare, inventare sempre qualcosa di nuovo. Certo, certo. Allora, noi sappiamo che in questo momento vendere dell'alcol è molto ma molto pericoloso, però possiamo dire che vendere alcol è meno pericoloso di tante altre cose? Cioè l'importante è venderlo in maniera giusta, moderatamente e diciamo che dobbiamo dare un segnale anche ai nostri clienti, cioè dire, cari ragazzi, si può bere nella vita, perché si può bere, per l'amor di Dio. L'importante è bere moderatamente e con la testa. Possiamo dare questo segnale, possiamo dirlo? Ma assolutamente, perché in fin dei conti non è che bisogna per forza bere fino a star male, ci si può anche gustare quelli che sono degli ottimi prodotti, anche se alcolici, senza necessariamente dover forzare la cosa. Cioè, basta che non si guidi. L'importante è quello esatto, è fondamentale. non mettersi alla guida dopo aver bevuto 1 o 2 bicchieri, insomma, poi dipende molto dal fisico, lo sappiamo benissimo. Caro Rudy, noi sappiamo che lunedì sera, presso un locale di un nostro carissimo amico, Esatto. ci ritroveremo tra tanti amici, poi inviteremo anche lo zio, ci sarà anche lo zio, tu lo sai, che ci sarà anche lo zio Siculo, che viene- vuole partecipare alla gara, Che viene a controllare. viene a controllare. Cosa faremo lunedì sera? Lunedì sera facciamo questo torneo, fra virgolette, di birre e salsicce, dove partecipiamo solo fra gestori o dipendenti di locali, a coppie, e passiamo una serata tutti assieme fra di noi, dove ovviamente tutti sono invitati alla Buca del Castello a vedere quello che poi è la nostra gara, e noi ci metteremo a coppie uno di fronte all'altro e dovremo fare a gara tipo alla Bob Spencer Terence Hill, a chi mangia più salsicce e beve più birrette in questa serata. Io Non mi si sto vince allenando, io mi niente. sto allenando con il mio amico Max. Abbiamo battezzato come lunedì sera di gennaio, abbiamo detto tranquillo, anche noi operatori possiamo staccare qualche ora, però ce la divertiamo fra Possiamo ricordare a tutti che non si vincerà nulla, perché Niente. la vera vincita sarà lo stare insieme, lo stare in compagnia, isolarci magari da tutte queste problematiche che il mondo purtroppo ci riserva in questo periodo. Cara Deborah, tu verrai a vederci nella garetta Verrò birretta e senz'altro. salsiccetta? Non vedo l'ora. Tu non vedi l'ora, ma di bere la birretta o di mangiare la salsiccetta? E questo non si dice. Questo non si dice, hai capito? Hai capito? Caro Rudy, Vai. io so che tu sei una testa super ma super pensante dal tuo cilindro, perché tu a casa hai anche il cilindro, tiri fuori tantissimi conigli, ma non quelli da mangiare. Tu cosa ci stai riservando per Udine? Dici la verità. Bah, adesso sicuramente stiamo valutando il mercoledì dei Sarpi come l'anno scorso, di ripetere questa collaborazione con tutti i bar della via, che
ha avuto un bel successo nelle 2 edizioni precedenti e sto meditando per fare una Pasquetta in città. Quindi Adesso romperemo l'uovo di Pasqua tutti insieme. Sì, esatto, stavo pensando di fare una Pasquetta fuori nella piazzetta del bar, con magari una griglia, adesso vediamo un po' di musica, vediamo di studiare. Tu sei pronto per la Pasquetta? Io per le feste sono sempre pronto. Poma. Tu sei sempre Tu pronto? ormai dovresti saperlo. Caro Igor, dici tutto. Allora, dobbiamo avere il copyright di questo, perché sicuramente qualcuno ha sentito l'idea di Rudy e la copierà. Sappiate che l'idea ce l'ha avuta Rudy, non voi, mi raccomando. Attenzione, un applauso, Filmiamolo. Quindi, lo ricordiamo, la Pasquetta è di Rudy, però l'importante è dirlo alle persone che l'importante è portare gente a Udine, quindi non tocca essere invidiosi delle feste, anzi ben vengano. Se qualcuno magari ha qualche consiglio da dare anche a noi gestori, perché alla fine un gestore lo sono anch'io, su come fare a portare la gente, come fare a non disturbare il vicino che deve dormire, possono scriverci, possono telefonarci, insomma noi accettiamo anche i consigli, perché noi vogliamo star bene insieme alla gente, vogliamo vivere il nostro lavoro, possiamo dirlo? Esatto. Vogliamo vivere il nostro lavoro. Quindi, caro Rudy, io so che in questi anni tu hai fatto veramente tantissime cose. Noi ci siamo conosciuti quando tu lavoravi al KK, il famoso culo e camicia. E da lì ho cominciato. E da lì è cominciato. Raccontaci un po' come si inizia questa è una passione, possiamo dire che è una passione. Come si inizia? Ma facevo tutt'altro lavoro, perché comunque ero un impiegato. Mi sono svegliato una mattina e ho detto mi tolgo lo sfizio della vita e vado a lavorare in bar. Il Teo quella volta ci ha creduto. Mi ha fatto fare lavabicchieri per un anno e poi pian piano... Quindi salutiamo anche noi, Super Teo. Ciao Teo, ti salutiamo e sai che prossimamente dovrai venire qui. Noi sappiamo che tu sei un ragazzo timido, però anche tu puoi dirci tanto sulla notte, vero Igor? Eccomi, certo, no, ma il Teo sarà uno dei signori della notte assolutamente, e se non vuol venire gli do un po' di sonnifero, Poma, e lo portiamo, dopo lo svegliamo così, gli facciamo una sorpresa come allo zio. Sì, ma anche lui però per spostarlo, scusami, è come Natale che adesso parla male di Pasqua, però ci sta, chi lo sposta quello lì? Quello lì è ABB come me, ci vuole Midolini lì, Ci pensi tu, sei svenuto Igor? Sì, no, ti stavo scrivendo un SMS per dire la verità. Comunque mi stavi scrivendo. Vai tranquillo. Ma sai che qui non ci sono segreti, puoi tranquillamente dirmi tutto in diretta, perché a noi piacciono queste dirette. Reality, alla grande. Buona trasmissione. Grazie. Caro Rudy, dopo il KK, come è continuato la tua avventura? Isola d'Oro di Grado, il chiosco in spiaggia, la discoteca Guindalina sempre a Grado, un inverno al Tontin Pub a Canazzei. È bello lavorare in città, è bello lavorare al mare o è bello lavorare in montagna? Tutti e tre. L'importante è lavorare? No, l'importante è che comunque di trovarti nel posto giusto con sia i collaboratori che i clienti giusti, insomma. Poi alla fin fine ognuno ha le sue qualità, ognuno ha i suoi difetti a seconda delle zone, delle cose. Certo, tu ogni tanto ti dà fastidio qualche comportamento di qualche cliente, vuoi riprenderlo magari in diretta, sai che possiamo fare anche questo, no? Perché noi sappiamo che milioni di telespettatori in questo momento ti stanno guardando e qualcuno è anche tuo cliente. Hai il momento per dirgli qualcosa di simpatico. Che se vi dico che avete bevuto troppo non vi do più da bere, questo. Avete capito cosa significa anche la responsabilità di un gestore? Voi non ci credete, ma quando vi diciamo, cari signori, per oggi abbiamo deciso di darvi solo acqua, è perché lo riteniamo opportuno. Quindi, caro zio, tu quante volte sei stato a trovare il mio amico Rudy? Quante volte? Tu che giri tutti i locali di Udine. È la prima volta che lo vedo e mi dispiace questo. E tu non sei un signore della... Tu ti vanti che giri di qua, giri di Io là. non mi vanto. Io ho detto che mi piace godermi la vita. No? E quindi devi andare anche al Glass, perché il Glass è nel cuore di Udine. Lo so dove è il Glass. E si mangia una fantastica porcina, Sì. Con o senza crème? Il caro amico Michelangelo la vuole sempre senza crème, ma non sa cosa ti perdi. Non sa, ci vuole un po' di crème, perché il crème fa piangere, ogni tanto uno dice ma cazzo, cioè uno lo mangia, però è bella anche quella sensazione, vero caro Luca? Esatto, bella forte che ti apre. Oltre alla porcina, cosa date al Glass da mangiare? Cosa date? Panini, salatone, piatti freddi, tartine di ogni forma e specie. Qual è la tartina più gettonata? La tartina al pollo. Quella al pollo? Quella al pollo. Dopo la porcina, per l'amor di Dio. Dopo sempre solo la porcina? Non si discute. Senti, io so che sei anche un noto ballerino. No.
Tu sei molto male. No, non è vero? Eppure io ti ho visto ogni tanto ancheggiare, Ma perché c'ho un po' di dolori qua dietro, allora quando mi muovo troppo mi balla l'anca, ma non sto ballando. È impossibile. È impossibile. È impossibile. Quindi noi diciamo, Rudy non è un ballerino. No, non è un ballerino. Bene, quindi cari signori e care signorine, Rudy non è un ballerino. Non invitatemi mai a ballare. Avete Non capito? vengo. Avete capito? Caro Rudy, adesso noi, sai che noi qua siamo famosi per il gossip. Ah sì, è vero. Quindi caro zio, è vero. quella domanda lì adesso gliela fai tu, No, del gossip. Quella domanda lì gliela fai tu. Il gossip è materia tua, caro Poma. Dopo sul gossip della Deborah ci penso Io io. ho confermato il gossip perché è vero che trattiamo il gossip, ma sei tu l'autore. Quindi io sono l'autore. È tutto tuo. Però è tutto tuo. Senti, poche chiacchiere. Che la gente che parla troppo da noi sai che fine fa. Senti, il gossip è questo. Ma è vero che i gestori, belli o brutti che siano, perché io non mi ritengo un bello, tu invece sei un bel ragazzo, hanno tantissime donne? Beh, mangiamo. Aspetta, attenzione, attenzione, fateci pure un primo piano. Hai capito? Hai capito? No, non ho capito però. Non hai capito? Fidati, fidati. Poche parole a buon intenditore. Posso dire una cosa? Eccolo qui, eccolo qui. Ma è sempre lui, Igor. È sempre lui. Ma Igor, non dircela. dovevi stare fuori tu da oggi, da qua. È caduto dagli sci. E sono caduto dagli sci. Le donne hanno bisogno anche un po' di carisma e i gestori sono pieni di carisma. Hai capito? Senti, ma lo zio che non è un gestore, come mai ha tutto questo carisma? Ha tutte queste donne al seguito sempre. Comunque non serve essere gestori per avere carisma. Lo zio è una persona molto carismatica ed ha il carisma siculo. Cavolaccio. Ho capito. Cavolaccio. Volevo dirti che sta chiamando Checco comunque, a proposito di donne, carisma, sai. Tra pochi minuti avremo Checco in onda. Senti Igor, ma quando chiamerà Katiuscia risponderai? Sì. Sono in regia. Cara Katiuscia, noi ti salutiamo. E poi, ma tu ti rendi conto che noi siamo qui in diretta? Io voglio salutare il mio carissimo amico Giorgio. Giorgio, perdonami, sono qui in diretta. Tu sei venuto nel cuore di Udine a salutarmi per l'ennesima volta e io sono qui a divertirmi. Quindi, caro Giorgio, perdonami. Senti, abbiamo anche Checco. Magari Checco di Cerignola. Sono 2 settimane che lavora perché è stato a Cortina, è stato anche ad Amsterdam a portare sua moglie, perché i nostri amici magari non lo sanno, ma abbiamo Checco che ha qualche problemino con la sua signora. Che sta quindi sta cercando un bel maschietto, per far fare 2 chiacchiere con la sua signora, perché lui vuole il benessere della sua signora. Quindi qualche consiglio? Igor, abbiamo Checco in linea o no? Tu che sei bravo a parlare con le amiche delle signori. Con le amiche delle signore, cosa hai detto? Con le amiche dei signori. Sì. Non creiamo imbarazzi, non creiamo imbarazzi. Non sono capace a parlare, perché scusa? Ah, scusami, abbiamo Checco, Allora ce l'abbiamo veramente? Ce l'abbiamo, sì. Allora chiederemo direttamente a lui. Pronto? Alessandro! Ciao Checco! Come state? Noi stiamo molto bene, sai che ci sei mancato? Sono 2 settimane di latitanza. Noi abbiamo avuto anche degli ospiti da Cortina che ci hanno chiamato, però ci hanno detto che tu non sei stato proprio a Cortina, Ho fatto un giro particolare, sono andato ad Amsterdam. Ah! Bello, molto bello. Era di passaggio. Eri di passaggio per andare a Cortina. Cortina Amsterdam di passaggio. Non mi piaceva tanto la neve, non sono abituato. Sciare, tronisti, casini, robe strane. Poi ho sentito che fanno controlli. Io ho la mia attività di macelleria, però devo stare tranquillo, sai, con l'evasione, non mi piaceva tanto. Hai capito? Lui voleva stare tranquillo perché noi sappiamo tutti che a Cortina sono andati a divertirsi quelli dell'agenzia delle entrate insieme con tanti amichetti, quindi lui voleva stare tranquillo e è andato ad Amsterdam. Caro Checco, ma con la tua signora hai combinato qualcosa? Sei riuscito ad arrivare a un compromesso? Guarda, sinceramente, ad Amsterdam più che la mia signora ho combinato io. Che bella notizia! Lo scopo, guarda che è contenta la Deborah, guarda che sorriso signori, che sorriso smagliante qui. Ma come hai combinato? Perché adesso siamo curiosi. Certo. Ma mi sono trovato in una zona particolare, tutta rossa, con tutte delle casette, delle chiese, così, delle vetrine, e sono entrato. Si è avvicinata una ragazza bella, prominente, pro cash, bellissima. Ah! E cosa ti ha detto questa ragazza?
Mi ha detto che voleva 50 euro. Scusa, ma tu che sei una persona di cuore, hai fatto beneficenza? Io l'ho detto, tieni quei 50 euro, ma col cuore glielo date. E questo mi ha cuore. spiegato. Ah, no, con le mani. Hai capito. Allora. Senti, a casa tutti bene? Tutti bene, ma non mica finita qui la vacanza, Ah, non è finita ancora la mai capito. Ma senti, siamo partiti a Budapest. E Checco, ma che culo che hai? Sei sempre senti, in giro. ti serve del supporto morale come lo zio? Sì, sicuramente. Bene Checco, fatta. Alla prima occasione partiamo. Senti, va bene. Caro Checco, se vuoi ti mando anche Rudy, perché lui di carisma ne ha tanto e la s'allunga sul carisma, 38. Carisma? Ma cos'è locale? Cos'è carisma? Beh, caro Checco, senti. Strano Alessandro, sai che io sono poco acculturato. Tu sei un grandissimo personaggio, noi vogliamo un carissimo saluto da parte tua e una promessa. Certamente. Tu devi venire a trovarci qui negli studi di Mandy Biel. Ma io vengo sicuramente. Quindi quando? Prossimamente. E allora faccio un bel saluto perché qui abbiamo due fantastiche fanciulle qui, la Deborah e la Greta. Ciao ragazze, annuncio una cosa, fra un po' torno sul mercato perché la mia signora mi sta un po' stufando adesso, sapete? Ah, sta stufando la signora, quindi ritorna sul mercato. Quindi un bel saluto per gli amici di Mandy Biel, caro Checco. Ragazzi, Mandy Biel, tutti quanti. Bene, eccoci qua. Ciao Checco. Ciao Checco. Ciao Alessandro, ciao caro. Ciao Checco, ciao Checco. Avete capito? Caro Checco sta per scaricare sua moglie, incredibile. Ma caro Checco, non si fa così. Dai, un'inquadratura qua sulla Deborah, perché la Deborah deve dire come si può fare per risanare questo rapporto, perché è un rapporto un po' difficile, no? Checco ha cercato di... Sono sempre gli uomini però alla fine che Sono scappano. sempre gli uomini che scappano. Ma perché noi uomini scappiamo da voi donne, cara Avete Deborah? paura. Ma abbiamo paura di cosa? Di cosa? Perché siamo noi che abbiamo il potere ormai, non sapete gestire la situazione. Cavolaccio. Caro Rudy, No, senti, no. caro Rudy, Guarda, allora, andiamo via. tu puoi fargli questa serenata, puoi fargliela, guarda, in collaborazione, in concomitanza con la chitarrina di Te Zenis, fagli una serenata alla Deborah e digli che non è vero, digli. No, vai. Vai, Mi ha messo una serenata. chitarra in mano, cosa so io? Suona qualcosa, suona. La chitarra o chitarrina, sai, Chitarra, va bene. Trattala come si deve la chitarrina. Ok, cosa... Ma l'unica cosa, avete qualcosa da controbattere contro la Deborah? Sì. Dopo le sue dichiarazioni? Sì. Dici Sì. zio. Io a proposito vorrei raccontare una barzelletta sulle donne. Attenzione, musica bassa, caro Igor, apri le orecchie, cara regia, aprite le orecchie, caro direttore, chiudi la porta. La barzelletta dello zio. No, perché noi scappiamo solitamente dalle donne perché sono sempre attaccate al telefono e questo non ci piove. È vero, confermato? Giustissimo. Giusto. Ecco. Tant'è vero che la moglie torna a casa e trova il marito che ammazza le mosche. E lei dice, ma quante ne hai ammazzate? E lui dice, 5. E ti dico di più, 3 maschi e 2 femmine. E fa la moglie, ma com'è possibile? Mica le mosche hanno il sesso, non è impossibile a riconoscerlo, no? No, invece sì, ti dico io, perché erano 3 sul boccale di birra e 2 sul telefono. Ma avete capito? Però la chicca dello zio ve la presenteremo dopo perché zio ha una barzelletta veramente della... Quella della Madonna. Caro Igor, tu confermi o non confermi che è una chicca della Madonna veramente? Io l'ho saputa, sì. L'hai saputa? Quindi dopo possiamo raccontarla. Oh, qua si La dovete raccontare. Ma si scusa fanno- una cosa. Sì, Io vorrei assaggiare il mojito della Debbie. infatti, guarda, siamo giunti anche al momento del mojito della Debbie, perché la Deborah è la donna del mojito, una signorina della notte, che dopo ci dirà chi è lei, da dove viene, anche se ha questo slang un po' particolare, questo accento frulanotto, si può dire? Beh, insomma, sì. Insomma, sì, beh, diciamo insieme, sentiamo anche tutti gli amici della Carnia. 3, 2, 1, sì, beh. Sì, beh. È un accento particolarissimo. Salutiamo tutta la Carnia, tutta Tolmenzo salutiamo. Poi salutiamo anche Palmanova, perché la signorina viene da Palmanova. Allora, mentre ci fa il mojito, ci racconterà qualcosa di lei. Prego, cara Posso Deborah. cominciare? Finalmente lo ricordiamo, il mojito sarà alcolico moderato per il signor Pezzi, analcolico per il signorino Poma. E per voi, se per ve lo voi meritate, dopo arriverà qualcosa, Fino adesso hai lamentato, anzi hai lamentato. non hai lamentato,
Mi hai accusato che ero freddo, devi scioglierti, dopo berrai il mojito, invece adesso me E lo allora, neghi il mojito. dopo, se te lo meriti, caro Igor, lo zio si merita un mojito? Certo, se ne merita anche 2. Però, Madonna, come no? cara Deborah, mentre fai il mojito, perché la gente da casa vuole sapere cosa stiamo facendo, appunto, noi stiamo facendo un mojito in questo momento, una bibita dissetante, lo possiamo uno dire? anal e uno alcolico. Allora. Ridilo, Uno anal, uno alcolico e uno alcolico. Quindi si può dire il procedimento. Scusa Deborah, si può dire anal in televisione? Perché hai capito qualcos'altro? No, se si può dire. Tu, caro zio, io ti tirerei le orecchie, Ti tiro le orecchie perché Vieni, lo zio vieni, sta diventando veramente malizioso. Vieni, Poma. Noi ti vogliamo bene, zio, ma Oh, cioè, stare, chili e chili di jelly, Io non so Non se mi leggero. ricordo poi, ma come si fa? Ma io sono qui per quello, quindi lo diciamo, No, in questo bicchiere la Deborah ha messo del zucchero di canna grezzo, che potete trovarlo tranquillamente in qualsiasi negozio, ha messo del lime tagliato a fettine, Esatto. giusto cara Deborah? Circa mezzo lime, sarebbe quel limone verde, questo qui, Facciamolo. quello che lo zio ogni tanto mangia perché il limone stringe, vero caro Rudy? Stringe moltissimo, e questo lime stringe Tu moltissimo. ne hai mangiato tanto, qualche giorno, settimana fa. Dopodiché la Deborah metterà possiamo dire dello sweet and sour dentro, giusto per dare ancora più sapore a questa bibita. Lo sweet and sour è dello zucchero e del limone, giusto cara Deborah? Delle foglioline di menta con il suo bastoncino, perché il bastoncino, sappiamo tutti che il bastoncino è quello che dà veramente il profumo, no? L'intensità del profumo a questo mojito. Attenzione a quello che diciamo perché abbiamo un cultore del mojito e il mojito ama lui e lui ama il mojito, vero Igor? Tu ci stai riprendendo. Sto vedendo che la Deb in modo molto accurato, tra l'altro, sta preparando questi mojiti. Ma anche Rudy li sa fare molto buoni. Sta accarezzando il tuo. Noi sappiamo che di feste voi sul mojito ne avete fatte tantissime. È che Igor ne hai fatte talmente tanti di mojiti che oramai non posso più farli a te. Ho finito il numero per tutta la vita. Dopodiché la Deborah sta mettendo dell'acqua frizzante o della soda, cioè lei sta usando della soda, volendo si può usare anche dell'acqua frizzantissima per aprire possiamo dire i pori della menta anche. Esatto. Per i pori della menta. Del buonissimo ghiaccio, perché il ghiaccio è buonissimo, freschissimo. In questo momento qui sta mettendo del ghiaccio tritato, del ghiaccio pilé. Sai che non lo sapevo che il ghiaccio era freschissimo, Poma. Tu no, perché io sai che posso darti del ghiaccio caldissimo, zio? Anche. Vogliamo fare una prova? Sì. La facciamo in diretta mentre lei fa il mojito. E tiraci i pantaloni che ti do del caldo ghiaccio. Non so perché, ma potrebbe scaldarti quelle parti, Cara Deborah, poi anche tu. Adesso là. abbiamo aggiunto il rum nel mojito alcolico. Abbiamo aggiunto del rum bianco, volendo si può fare anche con del rum scuro o con questo o con quello. E adesso andiamo a miscelare il tutto. Perché noi sappiamo che qualsiasi drink è molto personale, giusto? Certo. Questo lavoro è fatto di sfaccettature, fatto di sfumature. Ah, che bellissima decorazione. Oh, ma sì? posso venire ad assaggiare perché c'ho un po' l'acquolina in bocca. Tu devi venire, tu che sei un tester vero e proprio, tu devi venire qui a assaggiare quello alcolico perché io assaggerò quello analcolico insieme allo zio. No. Sì, Io zio. devo scaldarmi, no. Ti scaldo io, zio, non ti no, preoccupare. tu mi soffochi, non mi scaldi. Io ti soffoco. Poi, che bellissima decorazione, stiamo mettendo un bel bavaglino qui, a questo mojitino. Io lo volevo fare a Bibbione questo bavaglino, Dopo ci racconterai qualcosina di te, ci racconterai qualcosina, perché da Milano sei arrivata a Udine. Eccoci. Oh, là. Quindi qual è quello analcolico? Quello anal. Allora, e l'anal quello lo prendo io, attenzione. L'alcolico lo prende. È arrivato Igor? Caro Igor, ce l'abbiamo fatta. Oh, si può. Buongiorno, buonasera. Vieni pure qui con noi, vieni pure qui dietro con noi. Vieni pure qui. Buonasera, buon pomeriggio. Benvenuto. Permesso. Dallo Zoncolan. Come la va? Tutto bene, bravissimo. Ciao Rudy, tutto bene? Tutto bene. Ciao io, ciao Debbie, bella come sempre. Allora, mi sei mancato. Anche tu. Sono sceso dallo Zoncolan per venire ad assaggiare il mojito. Quante sbaccanate. Adesso noi beviamo, però magari cara Deborah, continua a farne qualcheduno anche qua per i nostri ospiti. Sì, che poi la Viva. Anche la regia, Un manibiello, incredibile. Ho quello alcolico io? Ho quello alcolico io? Quello alcolico ma moderato, Moderato, ovvio. Perché un once e un quarto è per tutti. Quindi con un once e un quarto non dovresti ubriacarti. Poi il mojito va degustato, va assaporato, fantastico, signori.
ve l'avevamo promesso. È vero, ve l'avevamo promesso dalla prima puntata ed eccoci qua col mojito. Ha un potere terapeutico. Io quando sono un po' demoralizzato bevo mojito e mi tiro su. Ecco, uno. Però lo diciamo. Già, la cara Deborah noi ce l'abbiamo qua. Noi aspettavamo lei. Perché lo ricordiamo che Deborah Morgese viene una volta al mese. Quindi detto così, tra l'altro, così, ma vedi, tutti maliziosi. mamma mia. Gli amici di Palmanova si stanno, guarda, in questo momento si stanno strappando i capelli perché loro non hanno mai chiesto un mojito al suo DB Caffè, perché gli chiedono sempre cappuccini, caffettini, ma un bel mojito anche. Stamattina, tra l'altro, era buonissimo il caffè. Grazie. Io vado spessissimo. E la brioche l'hai mangiata? No, la brioche no, perché stavo correndo. Stavo facendo È venuto in corsa? Hai capito? Esatto, sì. Ma quindi ti stai cercando di mettere a puntino? E certo, perché lunedì abbiamo una sfida. Molto importante, tra l'altro. Avete visto? L'ho coinvolto. È stato coinvolto. Bene, io posso salire con 2 mojiti per la regia? Si può? Tu, allora, guarda. Ok. Ho dato ancora una ciucciatina, giro le cannucce, non ho malattie, questo per la regia. Porto il mojito. Da bere moderatamente. Usato! È per la prima volta nella storia che un usato. Fantastico. Ma dove le trovi? Sì, ma Io Toma, le trovo qui. Prego, Luigino. No, ma così non vale, quelli è analcolico. Vabbè. Quelli, E allora, Sì, cara sì, Greta, tu vuoi quello analcolico per rinfrescarci in questo momento? No, anche lei Si schifa, si schifa di Quindi, te, Poma. diamo un messaggio, diamo un bel messaggio, diamo un messaggio importante. Signori e signore, Giovani e meno giovani. il bere fa male. Sì, qualcuno lo dice, ma possiamo parlarne tantissimo. Questo argomento è veramente, non veramente bisogna incredibile. strumentalizzare questo. Da che mondo è mondo, un buon bicchiere di vino, qualcuno dice che fa anche bene. Basta non abusare. Un bicchiere al giorno tira via il medico di torno. Per Quindi esempio, salutiamo anche tutti i dottori comunque, certo. che Tutti i servono. dottori. I dottori. Il dottore beve un bicchierino ogni tanto. C'è chi dice anche no. Però noi insomma salutiamo tutti. Però non possiamo dire che prossimamente avremo una puntata anche su questo argomento. Certo. Perché anche questo argomento a noi tocca. Possiamo chiamare il nostro amico Specogna, possiamo dirlo? Cristian, un abbraccio, ma arriverà anche lui. Certo, caro come no, Cristian, come no. quindi ci parlerà veramente della cultura del saper bere. Certo. Noi sappiamo che tu sei Anche anche Cobretti diventato... potrebbe venire a parlare di vino, ma mamma mia, ma ne abbiamo tantissimi. Cobretti è quello della radio a pezzi? È lui. Ma quello che ha quello slang molto... Io voglio essere l'americano, what's American Boy? Tu vuoi fare l'americano, un americano. Tu conosci Cobretti? Purtroppo no? Invece io parlerò del potere terapeutico di questa bevanda che nasce anche come bevanda dissettante da Cuba. Ma ci fermiamo qua. Allora, sai cosa facciamo? Mentre noi continuiamo a berci questo super mojito, a me la Family Compilation è proprio piaciuta. A qualcuno da casa è piaciuta molto di più. La vogliamo rivedere? La possiamo mettere? Sì, Gianno sicuramente. Come siamo qui? Fammi vedere la Caro Gianno, via con la Family Compilation, parte seconda. Che star vicino a te e il Poma sono due cose differenti, voglio dire. Voglio bene il Poma, però. Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi, ciao a tutti. Saluti. Mandi Biel. O mandi a tutti? Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi Biel. Grazie. Mandi Biel. Mandi Biel. Biel. Perenca di Biel. E allora cosa si dice, caro Miki Perini? Che cosa si dice? Mandi Biel! Mandi Biel. Mandi Biel! Mandi Biel! E allora siete pronti? 1, 2, 3! Mandi Biel! E dal Soralu non poteva mancare, Mandi Biel a Igor Pezzi, vero? Ciao Biel! Mandi Biel! Mandi Biel! Mandi Biel! Mandi Biel! Mandi! Mandi Biel! Mandi Biel. Biel a cui? Mandi Biel! Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi Biel! Mandi Biel. E dopo?
Comunque, il penultimo era veramente fortissimo, non sapere veramente se bere il microfono o la biretta. Noi intanto mandiamo la pubblicità, rimanete sempre solo qua. Mandi Biel! Ah, e siamo tornati anche da questa pubblicità. Naturalmente la Deborah è stata velocissima perché è riuscita a fare 4 mojiti in un colpo per la regia. Hai visto che veloce? Sei una donna veramente supersonica. E riguardo a questo, noi manderemo il momento supersonico del nostro amico Franz. L'angolo supersonico, perché ci sono delle grossissime novità che vi dirò dopo. Angolo supersonico!
Esse samba temos de maracatu. Vem samba da peito veio, samba tem feito tu. Acha que não só, você vai samba tem que tão legal. Você tá querendo, é shake no final. Mamma mia, il primo piano sul mojito, perché questo mojito eccolo. sta andando ufficialmente dal direttore terrasso, fatto dalla DB Caffè Deborah Morgese. Vado. Caro Buona direttore, trasmissione. caro direttore. Allora, volevo dirvi che l'angolo della musica quest'oggi appunto ci ha presentato questa settimana un video della Musique Boutique, che non è stato realizzato dalla Casa della Musica, che noi salutiamo tantissimo, ma dal Battello di Santa Maria, sempre in live, navigando al tramonto fra Aquileia e Grado, quindi una cosa fantastica. Noi ricordiamo che nel 2011 la Musique Boutique ha realizzato 2 remix in versione lounge, in 2 singoli per Giovanotti addirittura, che noi ricordiamo che il 2 febbraio farà un mega concerto, riprenderà da Trieste il suo super concerto. Quindi noi salutiamo tantissimo Giovanotti, salutiamo anche l'Alzalea, saluto il mio amico Gigi anche, saluto Luigi, saluto tutti gli amici che andranno a guardare il super concerto di Giovanotti. Caro Loris, non ti possiamo far entrare, te l'abbiamo detto tantissime volte, non possiamo. È vero Cesarina? Loris, neanche il mojito c'è più, guarda, quindi... Ecco, lui adesso piange, il solito Loris, fa il bambino, piange. Dai Loris, via con la macchina, dai, vai, non ti facciamo entrare. Comunque ricordiamo che la Musique Boutique è un progetto lounge che rivisita brani famosi della musica pop rock in versione swing, bossa nova, funk, eccetera. E sono tutti prodotti dalla Supersonic grazie al nostro amico Franz Contadini. Tu sai chi è Franz? No. Devi fartelo amico perché lui ha uno studio a Cervignano, uno studio veramente della Madonna, no? Quindi potrebbe venire a trovarti alla DB Caffè. Certamente. Dove si trova il DB Caffè? Per chi non lo conoscesse ancora. Il DB Caffè si trova a Palmanova, in piazzetta Colalto 10, vicino all'ACI, è una laterale di Borgo Aquileia, perché è un po' difficile da trovare in effetti. Perché noi dobbiamo venire lì? Perché faccio dei cappuccini ottimi e non solo. Cioè fai dei cappuccini poi. con le sue manine, Sì. E non solo. Noi sappiamo che il martedì spinge il tuo aperitivo, no? Esatto, infatti ricordo che martedì prossimo farò l'aperitivo col buffet. Scusami, adesso perché tu ridevi e Rudy sorrideva? Non è che io ridevo. Io Poma? Questi maschietti maliziosi. perché adesso Dimmi tutto, caro Igor. So cos'è un cappuccino? Mi è venuta la rima. Siamo collegati con la presidenza del Consiglio perché abbiamo il telefono Mario Monti. Addirittura. Abbiamo Quindi, il presidente. Attenzione. Puntini di Mario Monti. Caro Mario Monti. Intanto, resettaci tutti i conti, per Ma non favore. il conto corrente, ricordati. Non il conto corrente. Adesso, dici dove sei, noi sappiamo dove sei, però puoi dircelo per favore e quali sono le nuove strategie o manovrine che possono, diciamo così, lasciarci il portafoglio pesante? Sì, perché oggi lo spread era altissimo, era altissimo. sullo zancolano. Caro Mario, pronto? Buonasera a tutti. Desidero ringraziare il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per avermi dato l'opportunità e la fiducia di questo impegno molto gravoso. Desidero innanzitutto avvertirvi che sono in Germania dalla Merkel per trattare con la cancelliera il fondo salva Stati. Ho percorso il viaggio in auto Fiat statale per automotivarmi. Senti, il dottor Fazio l'altro giorno ti ha ripreso più di qualche volta perché tendevi ad addormentarti, Sì, perché purtroppo abbiamo avuto dei problemi in governo, mi hanno dato dei pensieri che non mi hanno lasciato dormire. Ho avuto il saluto del malinconico sottosegretario al governo che dopo che gli è stata pagata una vacanza da 9.000 euro
gli ho raccomandato per tuo stress non di fare una vacanza a Cortina, ma di fare una vacanza ristrettina. Ma la Merkel, Mario, cosa ti ha detto? Ci salviamo? Cosa dice? Dei nostri Io conti. intendo portare l'Italia sullo stesso piano dell'economia germanica. Greca? Dell'economia Sullo greca, stesso no? piano dell'economia della Germania. Diciamo che ci vuole un gran bel coraggio in questo momento, però noi italiani siamo veramente un po' preoccupati, vero Rudy? Siamo preoccupati, quindi vorremmo delle soluzioni immediate, perché noi a Mandi Biel cerchiamo di trasmettere serenità, però tu sai che qualcuno non è tanto sereno. Bene, cominciamo col dire che per essere come la Germania dovremmo partecipare ai tornei di birra e salsiccia e dimenticare la dieta mediterranea. Allora, caro Mario, facciamo così. La dieta mediterranea mi piace tantissimo. La prossima settimana, se sei bravo e lo spread magari non sarà salito alle stelle, come il nostro caro zio ci dice ogni settimana, noi ti tireremo fuori da lì. Promessa del Poma, non dico di Lupetto, di Mandi Biel, promessa di Mandi Biel, bravissimo zio. Quindi noi ti salutiamo e mi raccomando, caro Monti, resettaci tutti i conti, ma non il conto corrente, mi raccomando. Ok. Consentitemi un'ultima parola dedicata ai giovani e al lavoro. Bene. Negli anni 60 il boom economico, l'impiego del lavoro manuale in fabbrica era dedicato ai giovani per il loro futuro. Ora un giovane su 3 ha solo lavoro manuale senza fabbrica davanti a siti internet dicevoli. Ecco, hai capito? Ho capito, Questa tutto si abbiamo va capito. cambiando. Caro Mario, ti ringraziamo. Avanti, Mario. Ma vai sui monti. Ciao, Mario, ciao. Chiudiamo. Anche perché qui veramente siamo felici perché siamo a Mandi Biel, siamo in diretta, lo ricordiamo appunto. che siamo in diretta su questa fantastica emittente, Telefriuli, quindi potete scriverci a info@mandibiel.it, non farmi casino, vedi la tecnologia qui, oppure telefonarci allo 0432 57 3517, quindi noi lo sappiamo che voi dovete parlare, perché se l'Italia può migliorare è anche grazie a voi, quindi potete dire la vostra. Caro Rudy e cara Deborah, io adesso vi chiederò delle cosine, ma veloci, senza troppi imbarazzi. Caro Rudy, quando hai iniziato a fare questo lavoro? Nel 2003. Tu Deborah? Ho fatto più lavori, quindi non saprei. Beh, una lavoratrice, io sono una lavoratrice. Anni. Cosa ne pensi del tuo ambiente lavorativo? Sereno. Il tuo? Divertente. Oh là! Il locale più bello che hai gestito dove sei stato a lavorare, anche come dipendente o collaboratore? Il Glass. Il Glass. Il pane e vino, Poma. Il pane e vino. Emozionato. Le tue esperienze lavorative attuali, oltre al Glass, hai qualche altro intrallazzo? No, non ce ne sarebbe il tempo. Tu, oltre che con Morosetti, qualche No, altro ho intrallazzo? smesso. Ha smesso anche con Morosetti? Incredibile. Allora, che cos'è per te birra e salsiccia? Visto che sono da anni Un momento di che... divertimento per me e non solamente per i clienti. Per una volta facciamo festa tra di noi. Oh, là, bellissimo. Invece, cos'è per te la birra e la salsiccia? Tante bontà, Poma. Tante bontà, eh? Ma in maniera maliziosa o no? Perché non sei malizioso, eh? No, non sono maliziosa. Non sei maliziosa. La passione, i soldi, il sacrificio e il rispetto in ordine di importanza, come li mettiamo? Li ripeto. I soldi, il sacrificio, il rispetto. Cosa metteresti in ordine di importanza, caro Rudy? Rispetto soldi, sacrificio per ultimo e manca una cosa. Soldi, sacrificio e rispetto. Basta. Non si può dire in televisione. E per lei, cara Deborah? Passione, soldi, sacrificio. Eccoci qua. A Udine. Per te, zio, dimmi tutto. Tu sei il signore dello spazio, è vero? Anche tu puoi rispondere. Salute, sesso e soldi. Ecco, SSS, lo zio
Oh, ma un certo nome Macor ti dice qualcosa? Il nome Macor no, Macor magari sì, perché dopo avremo un contributo sulla prevenzione. Macor, dipende dove metti la chiocciola. Dove metti la chiocciola? Dove mettiamo la chiocciola? Io la chiocciola, ce l'ho qua la chiocciola. La chiocciola la metto dappertutto. Per Udine, caro Rudy, cosa faresti? Stia porca. Ci alzi i manichetti, zio. Che domanda imbarazzante. Il pomolo lo siamo giù. Guarda che anche il nostro caro Furietto, il nostro sindaco, vede la trasmissione. Prossimamente verrà anche lui negli studi. Quindi per Udine cosa faresti? Direi alla gente di essere meno comodità, di andare in questi centri commerciali e basta, ma godersi un po' di più il centro che merita. Quindi avete capito? Anche se è più scomodo. Il centro commerciale all'aperto, noi ce l'abbiamo nel cuore di Udine, quindi venite a trovarci a Udine, perché i parcheggi, volendo, ci sono. Magari nella prossima puntata segnaleremo anche quali sono. Per te, cara Rebolo, diciamo, cosa faresti a Udine e cosa faresti a Palmanova, no? Io mi sto concentrando più su Palmanova in Certo. questo momento e ho fatto un articolo che è uscito nel Caffè Palmarino, che è una rivista di Palmanova, per cercare di movimentare un po' la popolazione palmarina, per farle fare un po' di festa. Che bel nome, i Palmarini, che io saluto tantissimo. Palmarino, sembra quasi anch'io. un uccellino. Quanti uccellini ci sono a Palmanova? 5.004. Hai capito? 5.400 uccellini. Uccellini e uccelline, no? Ma sì? Sono anch'io un palmarino, eh? Eccoci qua, 5.500. Esatto. E si sta molto bene a Palmanova, devo dirlo. Ecco, Devo quindi dirlo. salutiamo tutti gli amici di Palmanova. Città stellata, Palmarini. bellissima. Senti, invece per il mondo della notte avresti qualche accorgimento da fare, caro Rudy? Andare, godersela. Andare, godiamoci la notte. Eccoci, adesso Sono d'accordo. Contento? Tu sei d'accordo? Tu, 50 euro. l'importante è 50 godere, euro. no? Divertirsi. L'importante è divertirsi. Quindi, ultima domanda, e questa magari potrebbe essere imbarazzante, però non tantissimo. La tua opinione sui giovani che frequentano i tuoi locali? Positiva. Quindi li salutiamo? Sì. Saluto tutti i ragazzi che vengono sempre Grazie, a Grazia, Rudy, perché grazie. sono veramente bei ragazzi, simpatici e non spaccano l'anima. Io saluto anche le ragazze che frequentano le classi, che quelle sono le saluto sicuramente tutte. fantastiche. Le posso chiamare? Saluto i nostri amici, qualcuno diceva i porcini. I porcini, i Porcini porcini. e porcine, vi salutiamo! Bellissimo. Erano Pensavo sorcini, dovevi farmela dire. comunque. Quali erano i sorcini? Quando salutiamo le porcine. Invece tu qual è la tua opinione sui, Beh, sui ragazzi? guai se non ci fossero, mi diverto un sacco con loro, Greta ne fa parte, viene spesso a bere. Però possiamo assaggiare dire che i miei nostri drink. locali e tutti i locali del mondo devono essere frequentati non solo dai giovani, anche i No. meno giovani possono frequentare i locali, Certo. perché si dice che il locale è solo per i giovani, non è vero. Il No, pomo assolutamente può no. frequentarlo il pomo. No, io volevo fare l'esempio dello zio, che io sembra che ti ho abbia 20 anni, anticipato ma ne ha stavolta. 60, lui mi ha anticipato, gioca d'anticipo, caro zio. Noi ti ringraziamo anche i nostri due signori, signorina e signore della notte, perché questi hanno i connotati, posso dirlo che voi avete i connotati? Certo. Va bene. Volete dire qualcosa al sindaco di Palmanova? Saluto e gli auguro una lunga carriera visto che è salito da poco. Capito? Visto che sei salito con l'ascensore da poco, ti auguro una lunghissima carriera. Mentre caro Rudy, e tu al nostro sindaco Consel. Furio, comportati bene, mi raccomando. Caro Furietto, Furio, comportati bene. Anche tu Vincenzino, mi raccomando. E parcheggi gratis. E parcheggi gratis per tutti. Ma io Sì, direi, sai, sì. nel balcone dei palazzi del Si sindaco. potrebbe, ma si potrebbe Perché dedicare sei di una fronte, è giornata- facile. La giornata del parcheggio gratuito in centro a Udine. A me sai. Che dici, poi? Ma no, un solo giorno. A me piacerebbe. Un giorno alla settimana. Ma anche tutti i giorni, tutti i Ma anche giorni. una settimana, tutti i ma anche giorni, tutti gli anni. Tutti i giorni. Tanto Comunque, Facciamo un appello? lo facciamo l'appello. Allora, cara amministrazione di Udine in questo caso, adesso dico una cosa bomba, attenzione. Bravo Attenzione Igor. alla bomba, fermi tutti. La bomba di Igor. Vista la crisi, visti i momenti duri, il comune dia un segnale nei confronti dei cittadini, una settimana all'anno, parcheggi gratuiti. Proviamo, caro sindaco, una settimana e vediamo cosa succede. Magari siamo tutti più contenti. Bravo Igor. Comunque, facciamo così. Adesso è anche il momento della prevenzione, perché noi ci teniamo Ma quale? a tutto, a tutti. La prevenzione, tu è il solito. Lui, secondo te, che prevenzione? Che tipo di prevenzione vorrebbe lo zio adesso? Non quella sociale, zio, non quella sociale. Abbiamo il momento sulla sicurezza. Quale? Sulla Ah, sicurezza. sì, allora, prevenzione il sulla momento sicurezza. dello studio Macor. Abbiamo
No, Macor. Non Macor, Macor. Sulla chiocciola, Quindi, con la chiocciola sulla O. inviamo il servizio che è stato realizzato dallo studio Macor e da Igor Pezzi con anche la mia collaborazione. Le nostre vocine ci sono, Mi spengo? No. Avanti con il contributo. Viaggio allacciato, viaggio fortunato. Cinture di sicurezza, obbligo e protezione per tutti. Il seggiolino per bambini deve essere omologato e riportare il marchio europeo. Prima dell'acquisto verificare se è adatto alla sagomatura della propria auto. Non trasportare mai i bambini, i neonati, sulle ginocchia. Neanche per tragitti brevi. Il seggiolino deve essere correttamente installato ed assicurato all'auto per rendere la protezione del bambino più efficace. La mamma in attesa deve posizionare il nastro addominale della cintura di sicurezza nel punto più basso del bacino per non premere sull'addome. Quando si viaggia con un bambino a bordo, il pericolo stradale può manifestarsi anche nei percorsi molto brevi. Posizionare sempre il bambino nel posto più sicuro, cioè il sedile posteriore. Controllare la collocazione degli airbag sull'auto segnalata da un marchio. Evitare che il bambino si trovi nella traiettoria dell'airbag. Bloccare eventuali bagagli o altri oggetti presenti in auto. Hai capito, Poma? Caro Igor, ma le cinture di sicurezza servono davvero? L'efficacia dell'uso delle cinture di sicurezza è ampiamente documentata. In caso di incidente, se la cintura è allacciata, si riducono del 50% ferite gravi e decessi. Le cinture di sicurezza sono efficaci in tutti i casi di collisione frontale, posteriore e ribaltamento. La loro efficacia è particolarmente rilevante in incidenti a velocità ridotte. In caso di incidente, non allacciare la cintura di sicurezza sul sedile posteriore. Rappresenta un grave pericolo per chi sta seduto davanti. Dove avvengono gli incidenti? Circa il 75% in città, meno del 10% in autostrada. Quindi attenzione alle cinture in città. Uno scontro a 50 km/h senza le cinture equivale a cosa, caro Igor? Ad una caduta dal terzo piano di un edificio. Chi deve allacciare le cinture di sicurezza? L'allacciamento è obbligatorio sempre per tutte le persone che si spostano su un veicolo a motore. Ma i bambini devono usare che tipi di protezioni? Fino a 3 anni di età non possono viaggiare su veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta, cioè il seggiolino. Fino a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini adeguato al loro peso e di tipo omologato. È vietato sistemare il seggiolino per bambini sul sedile anteriore nelle auto munite di airbag per il passeggero. Quali sono le conseguenze di legge per il mancato uso dei dispositivi di ritenuta? Chi non utilizza le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini è soggetto ad una sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma da 70 euro a 285 euro e la riduzione di 5 punti dalla patente di guida. Viaggio allacciato, viaggio fortunato! Mandi Biel! Ed eccoci qua, siamo tornati. Avete capito il momento della prevenzione? È bello, perché noi ci occupiamo veramente di tutto. Se poi toglievamo l'audio, guarda, l'audio è stato fantastico, caro Igor, vero? Comunque salutiamo anche lo studio Macor, vi salutiamo Fede, Carletto Ancellotti, salutiamo la Sara, valida collaboratrice dello studio Macor, e salutiamo anche Igor Pezzi. Allora, siamo giunti al sondaggio, il sondaggio di oggi, ti ricordi qual era, caro zio? Qui abbiamo i risultati, abbiamo le percentuali. Ti trovi meglio con l'iPad o con il computer? Io avevo risposto per quanto mi riguarda, con tutte e due le cose. Infatti se la giocano 52% iPad, 48% computer, quindi cioè hai visto, tu zio hai sempre ragione. Solo tu non sai. Ma io uso la dialettica, ci provo almeno, ci provo. No, Loris, non possiamo farti entrare, non possiamo. Sono finiti Cara i Cesarina, demoliti. tienilo a Pavia quest'uomo, o se no a Bibione. Cara Giuliana, aiutaci tu, aiutaci. Comunque, siamo giunti quasi al termine di questa fantastica puntata. Come al termine? Tu sei... sono già le 4. Manca pochino, sono già le 4, il tempo vola qui, il tempo vola. Quindi volevo fare ancora 2 domandine ai nostri ospiti. Certo. Poma? Sì? Poma, mi senti? Io ti sento sempre, però... Ci sarebbe il contributo anche per il contributo dello zio, uno dei tanti che abbiamo registrato. Lo sappiamo, scherzo. però volevo fare una domandina, una peppata alla Deborah. Cara Deborah, noi sappiamo che tu fai tantissimo sport. Quale?
Vedi? Qual è il tuo preferito, Uno appunto? dei cappuccini, no? Proprio E non solo. cappuccino. Non solo. Noi sappiamo che fa uno sport molto ma molto impegnativo. La pole dance? La pole dance, che ne riparleremo la prossima puntata perché è peppata questa cosa. Tu lo sapevi, Greta? Sì, anch'io con lei. Ah, hai capito! Caro direttore, vogliamo i pali in questo studio. I pali. Uno lo faccio io, Paolo. Allora, visto che hai fatto il palo, vediamo il contributo dello Io lo zio. faccio. Vediamo che palo era prima lo zio. È un bastardo il Poma. Lo scherzo sta riuscendo, lo scherzo sta riuscendo. Guardate. Si sta cagando addosso. Igor. Lo zio sta chiamando, non ti rispondiamo. Non rispondono, sono due. Chiamiamolo noi. Due cose. Cosa sentiamo? No, mi ha detto che tu dovresti parlare nello spazio di quelli della notte. C'è stato quelli della notte, c'è stato il Paolo Baldini, Paolo Baldini, Gigi Doria, Fiorello. Devo scrivermene questi. quindi c'è stato spazio quelli della notte. Una penna, però loro accavallano, spaccano le balle e quello non finisce mai di dire. All'improvviso. Allora dici beh. Poma! Eccoci. È incredibile! Allora, è stato documentato che hai detto spazio della notte. No, quelli Baldini. Allora, possiamo fare una cosa, caro Igor. Sì. Lo zio adesso, tutta Italia, tutto il mondo. Muto devi stare! Quelli, ho sentito anche Quelli. Vabbè, Rudy ha sentito anche lui. Quelli Ha della sentito anche lui. notte. Sono Comunque, 100 euro con i 50 caro Igor, qui. Igor, tu devi toglierti la neve che ti è rimasta ancora. Ecco, caro Igor, è bellissimo. E di questi scherzi lo ricordiamo che Manny Biel prossimamente ne farà tantissimi. Questo è un vero reality show. Siamo in chiusura? Siamo quasi in chiusura, però volevo leggere ancora qualche mail. Qui vai. ci scrive un certo Michelangelo Veneziano. Il Mick. Noi lo conosciamo. Assolutamente. E qui scrive proprio per Rudy. Guardare Rudy è bellissimo Manny Biel. Mi fa venire voglia di porcina. Però glielo diciamo che devi mangiarla. Devi mangiarla col creme, non puoi mangiarla senza, non puoi. Caro Michelangelo, tu sei un grandissimo chef, lo sai, col creme devi mangiare. Comunque io saluto tua mamma, la Silva. Caro zio, vuoi salutare qualcuno? Perché siamo giunti quasi. Io voglio quasi alla salutare, fine. mi dicono tutti, ma perché non saluti qua gli amici, i colleghi, gli amici di palestra anche, che sono la maggior parte tutte donne, e mi hanno detto perché non ci fai un saluto? E allora puoi farlo, cogli il momento per E fare allora saluto casualmente tutte donne, sì, la maggior parte. Su 30 sono 27 donne. Non è che sono tutte per Hai capito? Tutte donne, quindi salutiamo le donne dello zio. Io ve l'avevo detto prima. Ma non è che le donne dello zio sono amiche, sono conoscenti e amiche, ecco. Basta così? Basta così. Le salutate tutte e 27? Non posso dire i nomi. Allora, se no, visto che la regia me lo concede, caro zio, la barzelletta. La barzelletta, adesso su due mani. No, a proposito, vabbè, posso farla. Tempo stringe. A proposito di rime,